Dio sa. Allora, eccoci nuovamente in studio, siamo sempre collegati invece con Nicoletta Biancardi del SPCGL di Rovigo, ma volevo dare la parola a Giacomo Vendrame per degli informazioni, sì, Giacomo Vendrame, a Fulvio Dal Zio. Oh, mi fa piacere perché vorrei qualche anno di meno. A Fulvio Dal Zio che invece è fisicamente qui con noi. Allora, segretario, cosa possiamo dire anche ai tanti anziani pensionati e non soltanto, insomma, che sono a casa che ci stanno seguendo? Ma intanto che non li lasciamo soli. Questo è l'imperativo che ci stiamo ponendo e ci stiamo organizzando per rispondere a questo imperativo per noi, sapendo che insomma, gli anziani sono ampia parte della popolazione e sono i soggetti anche in questa situazione più fragile. L'imperativo è stare a casa, questo è il punto su cui insistiamo e non ci stancheremo mai di ripeterlo. In funzione di questo, già come CGIL, insomma, unitariamente, già con il decreto dell'8 marzo che aveva previsto solo la Lombardia ed alcune province del Veneto, che poi subito il lunedì era stato esteso a tutta Italia, avevamo dato più che un'indicazione, avevamo quasi imposto che tutti gli over 65 che collaborano con noi stessero a casa, insomma, proprio per dare il segno, insomma, che questo virus è importante i comportamenti collettivi ma anche individuali, insomma, perché dal comportamento individuale dipende certo, poi anche... I più colpiti comunque e le persone che muoiono sono le persone anziane. Non che non si ammalino i giovani, no, però diciamo persone anziane anche con determinate patologie, insomma. E però ovviamente insomma, quando sei più avanti con gli anni le patologie vengono fuori, insomma, la macchina si usura col tempo, insomma, quindi ci Ma sta. Voi dello SPI come SPI CGIL del Veneto date dei servizi telefonici, qualcosa di assistenza? Attenuti, insomma, siamo ovviamente in stretta collaborazione con le strutture confederali di ogni provincia. Stiamo sperimentando, come dire, una nuova modalità, pur di non perdere il contatto, il rapporto con le persone, con i pensionati. Sperimentiamo i numeri di telefono, gli indirizzi mail per ogni provincia, per ogni territorio. Tutte queste informazioni si possono trovare nel nostro sito regionale dello SPI, www.spi.veneto.it, dove ci sono tutte le indicazioni provincia per provincia, e stiamo valutando anche di fare un'informazione specifica sui quotidiani locali. Anche questa trasmissione per noi ha questo scopo, insomma, ripeto, fondamentale, il messaggio è questo: state a casa. E se ci sono necessità particolari di qualche pratica, ci sono i numeri di telefono, ci sono le email, si facciano i collegamenti remoti e la risposta la troveranno, ci sarà. Però ecco, utilizzando questi strumenti. È fondamentale stare a casa, solo così si può, come dire, limitare e sconfiggere anche un'epidemia che ci ha preso tutti alla sprovvista. Lo diceva prima Giacomo, insomma, nessuno di noi a nessun livello, ma nemmeno le istituzioni erano pronte ad affrontare, come dire, una situazione di questa natura. È assolutamente eccezionale. È chiaro che quello che fai oggi domani lo puoi anche radicalmente cambiare, proprio perché per l'eccezionalità. L'importante è esserci, non abbandonare e utilizzare le possibilità che la tecnologia, cioè pensiamo solo se questa cosa fosse successa pochi anni fa, le cose sarebbero state radicalmente diverse. Ecco, per quelli che ci sono molti anziani che comunque, in quanto proprio soli, non hanno neanche supporto dei nipoti nell'attivare la tecnologia, e molti chiedono
per bisogni di qualsiasi tipo, anche c'è chi ci ha telefonato dicendo la ricetta del medico, perché adesso è stato stabilito che il medico te la può fare a distanza, perché ho dei dolori ma non posso andare dal medico, le classiche cose che poi nel periodo in cui non dovrebbero capitare capitano agli anziani, la spesa, perché i tempi di spedizione dei supermercati sembrano essere anche molto lunghi, tra l'altro. Ho fatto una prova anch'io, è una cosa terrificante. terrificante. E allora fate qualche... a proposito delle spese, la rete degli studenti sono gli studenti delle scuole superiori, insomma, che in questo periodo sono a casa, a livello regionale tutti si sono messi a disposizione per portare con le necessarie precauzioni e cautele le spese a casa degli anziani. Poi però dipende da provincia a provincia, perché alcune province gli è stato imposto, gli è stato suggerito, gli è stato detto di coordinarsi con la protezione civile, altre con il CVS, i centri volontari di solidarietà, e altri ancora con la prefettura, insomma, quindi sono coordinati, diciamo, a livello più alto. Però ci sono anche 100 studenti in tutte le province che hanno attivato da subito questo servizio, quindi anche questo è uno strumento. Chi bisogna chiamare? Chi devono rivolgersi? Chi volesse fruire di questo servizio? Nel nostro sito lo trovano. Insomma, se non hanno il sito? Se non hanno il sito, chiamano le prefetture, chiamano i centri di volontariato e di sviluppo. Comunque anche su queste cose ci stiamo attrezzando, insomma, anche per inserire nel nostro sito tutte queste informazioni. E poi, come ti ho detto prima, insomma, stiamo valutando, lo faremo, di inserire anche un'informazione appropriata anche sui giornali locali, in modo tale di toccare il più gente possibile. Poi ovviamente non ci sono solo gli anziani, ci sono anche i figli degli anziani, insomma, quindi cercare in tutti i modi. Che non dovrebbero frequentare gli anziani, raccomandiamolo, perché sì, purtroppo sono dei questo è vero, però loro cioè... che sanno che hanno un anziano a cui, insomma, prestare loro attenzione, insomma, come magari se devono andarla a portarli da mangiare, eccetera, così, che ci vadano con la mascherina, con i guanti. Sì, indubbiamente. Dicevo no, ma prima, sono raccomandazioni, ma no, fai bene, vanno ripetute, insomma, quando dicevo anche i ragazzi degli studenti sono disponibili, ovviamente faranno il servizio con i dispositivi. Ma la cosa più strana che può sembrare andare a trovare un proprio caro con la mascherina e i guanti, e invece bisogna adottarlo assolutamente, no? Bene ribadirlo, perché le persone assolutamente, perché magari l'anziano è in casa, il se ne figlio, sta magari tappato dentro, il figlio lavora. Il figlio magari lavora, e quindi è fondamentale usare tutte le precauzioni. Assolutamente. E l'altro ricordare che è obbligatorio, perché è stato trovato anche, abbiamo notizie delle forze dell'ordine, persone in giro, anche anziane, a cui era stato diagnosticato, dato la quarantena domestica. Lì non c'è neanche discussione. No, ribadisca. No, ma nel senso non c'è discussione, si sta a casa. Cioè, è obbligatorio. È un atto anche... forse criminale è una parola eccessiva, però insomma se uno è in quarantena, è stato imposto deve di stare a casa perché è positivo, sta a casa, cioè, non c'è discussione. Esatto, punto, non si prescinde. Ecco, allora, detto questo, io vorrei collegarmi invece con la nostra segretaria, che è sempre qui presente, che ci segue da Rovigo. Allora, qual è la situazione invece? Ciao Nicoletta. Ecco. Ciao a tutti. Nelle case di riposo. Nelle case di riposo. Io, prima di parlarvi delle case di riposo, che non sono, vi dico subito, non sono l'esperta della casa di riposo, ma è giusto che come sindacato, assieme alla nostra confederazione, si possa fare anche il punto della situazione, meglio la fotografia, e porre anche l'attenzione su questo grande tema, case di riposo ai tempi del coronavirus e dell'emergenza coronavirus. Però vorrei aprire e chiudere una parentesi molto breve rispetto a quello che dicevate voi in studio adesso. A volte le soluzioni le abbiamo, piccole soluzioni, le possiamo avere anche a portata di mano, e pensavo quello che stavate dicendo poc'anzi, cioè chi dobbiamo chiamare se non abbiamo il sito internet, perché non abbiamo gli strumenti, perché non siamo capaci di usare questa tecnologia. Sappiate, questo vale per Rovigo, ma vale per tutto il territorio del Veneto,
che tutti i nostri collaboratori, che oggi, come giustamente prima affermava Fulvio, sono a casa, sono disponibili e reperibili ai loro cellulari e numero di telefono, e spesso le persone anziane che frequentano le nostre camere del lavoro, i nostri recapiti, su 50 comuni polesani noi facciamo 45 permanenze, sono quasi più conosciuti di noi segretari, e quasi tutti tengono nel loro portafoglio il numero di telefono del collaboratore con il quale, non dico tutte le settimane, ma spesso si interfacciano. Quindi chiamate i nostri collaboratori, che sicuramente sapranno anche loro darvi delle indicazioni utili, ma soprattutto sicure, perché abbiamo visto anche quanti sciacalli, possiamo definirli sì, così, ci sono. Ecco, detto questo, vi dicevo, la fotografia rispetto alle case di riposo, non solo polesane, ma di tutto il territorio veneto, è veramente preoccupante. E noi diciamo e continuiamo a dire che sono una bomba pronta ad esplodere. L'abbiamo visto anche dopo i casi, alcuni casi, ma che stanno aumentando, che sono successe, di persone ospiti, ma anche operatori contagiati, a partire dalla casa di riposo di Merlara in provincia di Padova, ma ce ne sono tantissime, Bassano, quindi Vicenza, Casal sul Sile, Treviso, eccetera, eccetera. Anche noi a Rovigo abbiamo un caso di contagio all'interno di una casa di riposo privata che si trova a Frattapolesine, sia di un operatore che di 8 anziani. mamma mia, sono tanti. Tantissimi. La preoccupazione non è scattata solo dopo i contagi. La preoccupazione per noi, Sindacato dei Pensionati, in maniera unitaria, ma anche le nostre confederazioni, è scattata, diciamo, ormai da parecchie settimane, da parecchi giorni, tant'è che le confederazioni a livello unitario hanno chiesto un incontro urgente al Presidente Zaia e all'assessora Lanzarin, proprio per monitorare la situazione delle case di riposo, e non solo. Ecco, io lo interrompo un attimo, perché questa cosa qua è sì, molto interessante. prego. No, fermo solo un secondo, perché abbiamo la pubblicità che incombe. Siccome questa cosa voglio che abbia una sua completezza, perché è molto importante, mi permetto di interromperla un secondo. Resti ferma lì, i nostri telespettatori ci continuano a seguire, veramente pochi secondi di pubblicità, poi torniamo insieme.